Eder. Mech. Pallister. Un saluto Eder, riguardo al video che ho pubblicato la mattina di domenica 13 aprile 2005 vorrei fare alcune precisazioni e integrazioni doverose per onestà intellettuale. I meriti di queste scoperte devo assolutamente condividerli ed attribuirli in larga parte a Dario Quaglia, con cui ho partecipato alla trasmissione sul suo canale YouTube denominato Dario Quaglia Investigates la sera del 21 marzo scorso, dove avevamo parlato delle tracce di metalli del gruppo delle terre rare e del quarzo che erano state rinvenute sui sacchi neri che occultavano il corpo di Liliana al boschetto nel momento in cui venne ritrovata. E da lì è nato un lavoro di ricerca nei giorni successivi, con continuo scambio di messaggi ed opinioni riguardo sia ai metalli del gruppo delle terre rare sia al quarzo. Questo lavoro di ricerca, di cui gran parte del merito va a Dario Quaglia, ci ha portato a scoprire che alcuni attrezzi necessari per la filatura dei coltelli, ripeto, alcuni attrezzi, visto che non tutti gli attrezzi hanno queste caratteristiche, possono presentare componenti costituite sia dal quarzo che da alcuni metalli del gruppo di terre rare. Venendo appunto ai dettagli, il quarzo può essere presente nella pietra che serve per affilare direttamente le lame. Gran parte degli attrezzi presenti in commercio possono avere o la pietra costituita in pietra pomice oppure in quarzo. Questo diciamo nella maggior parte dei casi, o l'una o l'altra. Poi in altri casi minoritari possono essere presenti anche altre varianti di composizione. Per quanto riguarda i metalli delle terre rare, in alcuni casi troviamo nei magneti la presenza del neodimio, simbolo chimico N maiuscola, D minuscola, che praticamente è presente a volte nelle leghe metalliche che compongono i magneti, che servono appunto a dare stabilità allo svolgimento del lavoro, perché permettono alla lama di rimanere in una posizione stabile e quindi non fare gioco ed evitare appunto che possa sfuggire durante il processo di affilatura. Altri strumenti invece di lavoro presentano magneti però costituiti in altre leghe metalliche dove non ci sono tracce di metalli delle terre rare come l'appena citato neodimio. Poi abbiamo anche il cerio, che è un metallo delle terre rare con simbolo chimico C maiuscolo e minuscolo, e sotto forma di ossido di cerio può essere appunto miscelato con acqua o altre sostanze leganti per ottenere una pasta abrasiva che poi è molto utile per quanto riguarda il procedimento di lucidatura finale delle lame affilate. Poi c'è anche una possibilità, però questa è estremamente remota, sull'antanio, simbolo chimico L maiuscolo A minuscolo, che è simile al cerio e può essere presente in alcune paste abrasive, però in questo caso difficilmente le paste abrasive contenenti anche il lantanio come composto chimico vengono impiegate per la lucidatura dei coltelli appena affilati. Ecco, questo per dare una ricostruzione al lavoro di ricerca svolto, i cui meriti intendo soprattutto condividerli e attribuirli
a Dario Quaglia. Ho contattato informalmente attraverso messaggi scritti il 2 aprile pomeriggio l'avvocato Cozza e la dottoressa Marano e il 3 aprile la Obizzi, ma non sappiamo se le informazioni su questo tipo di approfondimenti possono o meno essere arrivate anche alla procura, visto che il successivo 8 aprile sera c'è stata la perquisizione a casa Visintin. A oltre 3 anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Liliana Resinovic, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste. Il caso continua a essere al centro di un complesso intreccio di indagini, sospetti e accuse. La svolta più recente riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano Visintin, marito della vittima, un passaggio che, secondo alcuni, appare quasi inevitabile alla luce delle conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla Procura di Trieste. L'ipotesi del suicidio, inizialmente considerata, è stata definitivamente scartata, e gli inquirenti si concentrano ora su un'ipotesi ben più grave. Liliana Resinovic sarebbe stata uccisa, vittima di un omicidio premeditato. Ma quali sono i dettagli di questa vicenda? Quali i moventi ipotizzati? E quali gli elementi che hanno portato Visintin sotto la lente degli investigatori? Di seguito, un'analisi approfondita e dettagliata del caso. La perizia medico-legale, condotta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo insieme agli esperti Vanin, Tambuzzi e Leone, ha rappresentato un punto di svolta nelle indagini. Il documento, lungo oltre 200 pagine, descrive con precisione i dettagli della morte di Liliana Resinovic, escludendo categoricamente l'ipotesi del suicidio. Secondo gli esperti, la donna sarebbe stata uccisa il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della sua scomparsa. La causa del decesso è stata identificata in un'asfissia meccanica, provocata da una serie di azioni violente. Liliana sarebbe stata aggredita alle spalle, colpita al volto e strangolata mediante una compressione dell'avambraccio, che avrebbe causato anche la frattura di una vertebra cervicale. La torsione brusca del collo e l'impossibilità di reagire indicano una dinamica rapida e brutale, che non lascia spazio a dubbi sulla natura dolosa del gesto. Questi elementi hanno ribaltato le ipotesi iniziali, portando gli inquirenti a concentrarsi sull'ambiente più vicino alla vittima, in particolare sul marito Sebastiano Visintin. La perizia, infatti, non solo ha chiarito la modalità dell'omicidio, ma ha anche fornito una tempistica precisa, indicando che Liliana è stata uccisa poco dopo essere uscita di casa il 14 dicembre. Senza lasciare margine per altre interpretazioni, come un allontanamento volontario o un gesto autolesionistico, Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è ufficialmente indagato per omicidio. La sua iscrizione nel registro degli indagati non ha sorpreso del tutto, considerando che, come egli stesso ha dichiarato, il coniuge è spesso il primo sospettato in casi di questo tipo. Tuttavia, Visintin si è sempre proclamato innocente, sostenendo di non avere alcun coinvolgimento nella morte della moglie. In un'intervista rilasciata alla Repubblica, ha definito la sua posizione di indagato una brutta sorpresa, pur sottolineando di essere tranquillo e di non temere le indagini, poiché, a suo dire, le verifiche sono state fatte minuziosamente più volte. Ha inoltre espresso stupore per essere l'unico indagato, suggerendo che anche altre persone dovrebbero essere oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. La Procura di Trieste, sotto la guida della nuova titolare dell'inchiesta, la PM Ilaria Iozzi, ha intensificato le indagini su Visintin, culminando in una perquisizione della sua abitazione in via del Verrocchino, durata circa 8 ore. Durante l'operazione, la squadra mobile e la polizia scientifica hanno sequestrato numerosi oggetti, tra cui decine di utensili da taglio, un paio di guanti e persino un maglione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, gli arnesi sequestrati sarebbero oltre 700. Tuttavia, va precisato che Visintin, ex arrotino, aveva un laboratorio in casa, e molti di questi strumenti potrebbero essere legati alla sua attività professionale o appartenere a clienti. Gli inquirenti stanno analizzando il materiale per verificare eventuali collegamenti con il delitto, ma al momento non sono emerse prove decisive che incastrino direttamente Visintin. Uno degli aspetti più dibattuti del caso riguarda il possibile movente dell'omicidio.
secondo il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, e altre persone vicine alla vittima, come la cugina Silvia Reidin e l'amico Claudio Sterpin. La morte della donna sarebbe legata a questioni economiche. Liliana, ex dipendente regionale, disponeva di una pensione di circa 1.700 euro al mese e di un conto corrente con oltre 50.000 euro, cifre significative che, secondo le accuse, avrebbero rappresentato una fonte di tensione nella coppia. Sergio Resinovic ha puntato il dito contro Visintin, sostenendo che il marito dipendesse economicamente dalla moglie. In diverse occasioni, Sergio ha dichiarato che il matrimonio tra Liliana e Sebastiano era in crisi e che la donna intendeva lasciarlo. Una decisione che avrebbe potuto privare Visintin del sostegno finanziario di cui godeva. Inoltre, Sergio ha sollevato sospetti su un presunto episodio legato a 20.000 euro in contanti, che sarebbero stati visti in casa della coppia subito dopo la scomparsa di Liliana, ma che risultano oggi irreperibili. Solo lui aveva convenienza a far trovare il corpo, perché così entrava in possesso dell'eredità, ha affermato Sergio, sottolineando che il ritrovamento del cadavere avrebbe permesso a Visintin di accedere alla reversibilità della pensione e a una parte dei beni della moglie. Anche Silvia Reidin ha avanzato accuse simili, sostenendo che Visintin avrebbe dato 27.000 euro al figlio Pier Giorgio all'inizio di dicembre 2021, di cui 20.000 provenienti dai contanti presenti in casa. Questa ipotesi rafforza l'idea di un movente economico, secondo cui Liliana sarebbe stata uccisa per garantire a Visintin e alla sua famiglia l'accesso ai suoi beni. Un altro elemento controverso riguarda il figlio di Sebastiano Visintin, Pier Giorgio, tirato in ballo da Sergio Resinovic come possibile figura coinvolta, se non direttamente nell'omicidio, almeno nelle dinamiche economiche alla base del delitto. Secondo Sergio, Pier Giorgio avrebbe chiesto denaro al padre, il quale, a sua volta, lo avrebbe richiesto a Liliana, generando attriti nella coppia. In un documento depositato in procura 2 anni fa, Sergio aveva già accusato Pier Giorgio e il padre di essere interessati ai soldi della donna, descrivendo un contesto di pressioni economiche. Pier Giorgio Visintin, tuttavia, ha respinto con forza queste accuse. In un'intervista alla Repubblica, ha dichiarato di non avere rapporti con Liliana da oltre 3 anni e di non averle mai chiesto denaro. Ha inoltre ribaltato le accuse contro Sergio, sostenendo che fosse lui a ricevere aiuti economici dalla sorella, come il pagamento del mutuo. "Non frequento mio padre da anni", ha aggiunto, negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e definendo le accuse infami insinuazioni. Un altro protagonista di questa vicenda è Claudio Sterpin, definito l'amico speciale di Liliana. Secondo quanto emerso, Sterpin intratteneva con la donna una relazione affettiva, caratterizzata da lunghe telefonate e messaggi in codice. I due avrebbero persino pianificato di iniziare una nuova vita insieme in Croazia, un progetto che, secondo Sterpin e Sergio, avrebbe spinto Liliana a voler lasciare Visintin. Sterpin ha sempre sostenuto che il corpo di Liliana sia stato fatto ritrovare intenzionalmente per permettere a Visintin di accedere all'eredità e alla pensione, evitando i lunghi tempi di una dichiarazione di morte presunta. Sterpin ha anche raccontato di aver allertato la polizia il giorno dopo la scomparsa di Liliana, il 15 dicembre 2021, riferendo che avrebbe dovuto incontrarla quel giorno. Questo intervento è stato cruciale per evitare che le indagini si concentrassero esclusivamente sull'ipotesi di un allontanamento volontario. Sergio Resinovic ha difeso Sterpin, sottolineando che l'uomo non aveva alcun interesse a uccidere Liliana, con cui condivideva un legame profondo e sincero. Lily gli aveva confidato dettagli riservati della nostra famiglia, che solo una persona speciale avrebbe potuto sapere, ha dichiarato Sergio. Sia Sergio Resinovic che Silvia Reidin hanno accusato Sebastiano Visintin di aver tentato di depistare le indagini. Secondo Sergio, il marito di Liliana avrebbe architettato un piano che andava dall'omicidio alla gestione della scomparsa, fino al ritrovamento del corpo, con l'obiettivo di accedere ai beni della moglie. Da lui sono usciti solo depistaggi, bugie e incongruenze, ha affermato Sergio, sostenendo che Visintin abbia cercato di sviare i sospetti verso altre persone. Un episodio citato a supporto di questa tesi riguarda una telefonata tra Sergio e Visintin,
avvenuta pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana, quando il corpo non era ancora stato trovato. In quell'occasione, Visintin avrebbe lamentato difficoltà economiche, dichiarando di avere una pensione di soli 560 euro al mese e di non riuscire a farcela da solo. Questo dettaglio, secondo Sergio, dimostrerebbe che Visintin stava già pensando ai soldi, nonostante la moglie fosse ancora ufficialmente scomparsa. Attualmente, Sebastiano Visintin si trova in Carinzia, in Austria, dove afferma di essere andato per riposarsi e affrontare alcuni problemi di salute. In un'intervista rilasciata alla Repubblica, ha smentito che il suo viaggio rappresenti un tentativo di fuga, sottolineando che si reca regolarmente in Austria, anche in passato insieme a Liliana. "Vado via ogni volta che posso, non c'è nulla di strano", ha dichiarato, aggiungendo che gli investigatori sanno sempre dove trovarlo. Visintin ha anche espresso nostalgia per la moglie, sostenendo che ogni luogo gliela ricorda e che la sua assenza è per lui un peso enorme. Riguardo all'indagine, Visintin si dice sereno, forte delle verifiche già effettuate dagli inquirenti. Ha annunciato che i suoi avvocati stanno acquisendo gli atti relativi agli ultimi sviluppi del caso per valutare come procedere, ma non ha intenzione di fare il primo passo per essere interrogato. Quanto al rientro in Italia, ha dichiarato che dipenderà dalle condizioni meteo. "Se è brutto, magari torno subito. Se ci sono belle giornate, può essere che rimanga fino a lunedì o martedì". L'omicidio di Liliana Resinovic rimane un enigma irrisolto, con molte domande ancora senza risposta. La perizia medico-legale ha chiarito che si è trattato di un delitto, ma le prove concrete contro Sebastiano Visintin, al momento, sembrano non essere sufficienti per un'accusa formale. Gli oggetti sequestrati durante la perquisizione, le accuse di movente economico e le tensioni familiari continuano a tenere alta l'attenzione sul caso. Ma gli inquirenti dovranno lavorare per trasformare i sospetti in certezze. Nel frattempo, il dolore dei familiari e degli amici di Liliana non si placa. Sergio Resinovic, Silvia Redin e Claudio Sterpin continuano a chiedere giustizia, convinti che la verità sulla morte della donna sia nascosta tra le pieghe di una vicenda complessa, fatta di interessi economici, relazioni fragili e segreti mai svelati. Resta da vedere se le indagini riusciranno a fare luce su uno dei casi più intricati della cronaca recente, o se l'omicidio di Liliana Resinovic rimarrà un mistero destinato a non essere mai completamente risolto. Generalmente un colpevole farebbe bene a non esporsi mai, a non parlare mai troppo, perché questo può solo portargli guai. Esattamente, il comportamento che ha tenuto il figlio di Sebastiano. Una sola volta è stato inquadrato e ripreso e ha minacciato l'interlocutore. Un ragazzo di 17 anni, affetto da autismo non verbale e con disabilità motorie, è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia mentre si trovava nel cortile di casa, a Pocatello, una cittadina nel sud-est dell'Idaho. L'episodio, avvenuto lo scorso 5 aprile, ha suscitato forte indignazione e proteste nella comunità locale. Il giovane è stato raggiunto da 9 colpi d'arma da fuoco esplosi dagli agenti, intervenuti in seguito a una chiamata al numero di emergenza. Secondo quanto ricostruito, la segnalazione parlava di un uomo apparentemente ubriaco, armato di coltello, che stava inseguendo qualcuno in un cortile. La polizia è arrivata rapidamente sul posto e, come mostrano anche le immagini diffuse in rete, 4 agenti sono scesi dai mezzi con le pistole già puntate verso la recinzione che separava la casa dalla strada. Dietro quella recinzione c'era il 17enne, steso a terra, mentre i suoi familiari tentavano di disarmarlo. Il coltello che teneva in mano era lo stesso che i parenti stavano cercando di sottrargli, temendo che potesse farsi del male. Stavamo urlando alla polizia di non sparare, di aspettare. Nessuno di loro ha chiesto cosa stesse succedendo, nessuno ha cercato di capire, hanno raccontato i familiari, che accusano gli agenti di essere intervenuti con una violenza immotivata, ignorando completamente le indicazioni e le suppliche di chi era presente. Quando gli agenti hanno oltrepassato la recinzione e si sono avvicinati con le armi spianate, il ragazzo si è rimesso in piedi, muovendosi con difficoltà in direzione degli agenti. Barcollava, ma non per via dell'alcol, come inizialmente si era pensato, bensì a causa della sua disabilità. In pochi istanti,
I poliziotti hanno aperto il fuoco, colpendolo ripetutamente. Gravemente ferito, il giovane è stato trasportato in ospedale e sottoposto a diversi interventi chirurgici. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto pochi giorni dopo, senza mai riprendere conoscenza. Come potevano credere che fosse una minaccia? Non riusciva nemmeno a camminare bene. Figuriamoci scavalcare una recinzione, hanno dichiarato i familiari, sottolineando l'assurdità della reazione degli agenti. Il ragazzo non era in grado di comunicare verbalmente e la sua condizione avrebbe dovuto essere evidente anche a un osservatore inesperto. Il caso ha acceso un'ondata di polemiche a livello locale e nazionale, con manifestazioni e proteste davanti agli uffici di polizia. La comunità chiede giustizia e maggiore sensibilità nell'approccio delle forze dell'ordine con le persone affette da disabilità. I familiari si domandano perché non siano stati impiegati strumenti non letali o tecniche di de-escalation prima di arrivare a usare le armi da fuoco. Il capo della polizia di Pocatello ha dichiarato di essere a conoscenza del video circolato online, ma ha invitato a non trarre conclusioni affrettate. Quella ripresa mostra solo una prospettiva. È necessario analizzare con attenzione tutti i fatti e le prove. Nel frattempo, i 4 agenti coinvolti sono stati sospesi dal servizio in via cautelativa, in attesa dell'esito dell'indagine avviata sul caso. Quello di Trieste, più che un omicidio, è stata una strage di opinionisti e di sapientoni. Tutti si sono schierati col suicidio perché pensavano che mai sarebbero stati smentiti. E così, una volta tanto che invece si è fatta un po' di luce, hanno fatto tutti insieme una gran figuraccia. A Sergiani la TV, lo show è già partito, i guru son sul palco, che gran parapiglia, con teorie da urlo si danno da fare, ma la verità li manda a sbandare. C'è Lugli che a storie italiane si infiamma, Liliana suicida e suicidio, che dramma, l'autopsia lo gela, gli ride in faccia, oh caro hai cannato, che brutta disfatta. Oh, i guru del caos fan girar la testa, tra gaffe e proclami è sempre una festa. Da Trieste a Garlasco cadono giù, cantiamo i guru, oh oh, che figuracce giù. Garofano il general con aria d'onore, difende i suoi casi con tutto il cuore. A Rimini tifa per Manuela che ardore, ma lei è indagata, che scivolone, che errore. A Trieste per Visintin giura e promette, Sebastiano è puro, lo dico in cassette. A Garlasco non c'ero, grida squarciagola, ma le foto lo inchiodan, che botta, che scuola. Oh, 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 oh. Girar la testa, tra gaffe e proclami è sempre una festa. Da Chiara a Liliana finiscono KO, cantiamo i guru, oh oh, che show, che casino. L'Abruzzone arriva con passo da star, Liliana ha scelto, non c'è da cercar, ma Cattaneo la smentisce con dati precisi e lei cambia rotta con 1000 sorrisi. Nessun indagato sbandiera felice, poi Sebastiano inciampa, che doccia, che crisi. Indagato non è reo, rilancia con grinta, un altro passo falso e la scena è dipinta. Tra gaffe e proclami è sempre una festa. Da teorie pazze a flop col botto cantiamo i guru, oh oh, che show sotto sopra. Prato grado comanda, Visintin difende con voce che spanda. È innocente, grida con foga e baldanza, poi dà la notizia, indagato che danza. Massimo Picozzi con aria sognante, Liliana un imbuto sentimentale la spiante. Tra Sterpin e Visintin un gran melodramma, ma la verità dice hai sparato una ciamma. Oh, i guru del caos fan girar la testa, tra
cantiamo i guru. Oh oh, che caos, che pastro. Ponte le luci, microfoni, titoli che esplodono. I guru si pavoneggiano nei fatti, li affondo. Parlano, teorizzano con fare spavaldo, ma quando la verità chiama, ups, tutto baldo. Ultima safari, ultima plavo ai guru che non mollan mai. Con nuove teorie ci provano, sai. Domani sul palco di nuovo a brillare con altre figuracce. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.